grazie innanzitutto dell'ospitalità al sindaco del comune di Cecca, a tutti voi che siete presenti. Sono Giuseppe Genaro, sono responsabile del settore della sezione di pianificazione territoriale e cartografia strategica e cartografia della regione del Veneto, che è una struttura incardinata nel dipartimento del territorio, sempre della regione, che si occupa specificamente di zona da sempre. Ho anche un apporto del sistemista informativo territoriale, quindi c'è una doppia funzione, tutte le attività che sono fatte. Al mio fianco c'è l'architetto Massimo Focali, che è dirigente del settore di pianificazione territoriale e osservatorio della pianificazione, quindi un elemento, una struttura che sviluppa specificatamente queste tematiche, confrontando con tutte le attività che il piano territoriale regionale di coordinamento c'è gli indirizzi del piano territoriale regionale di coordinamento. L'architetto Silvia Lezziero, l'architetto Marco Luca, che come naturalmente vedo sono i tecnici esperti del territorio dedicati per redigere documenti preliminari per questo piano dare, e l'architetto Gian Battista Pisani, che è il valutatore di tutte le procedure di VAS, quindi di valutazione ambientale strategica, che occorre nel momento di percorso, che assolutamente deve essere previsto nell'autorizzazione e approvazione di questo importante strumento. Poche parole, perché mi è stato detto che abbiamo anche dell'architetto, già iniziato un po' continuato. Cerco di inquadrare un po' il problema senza entrare specificatamente nei temi che saranno toccati successivamente dalla Lezziero e dall'architetto Pisani. Poi non so se ci sarà il modo, il tempo che l'architetto Focali possa dire qualche intervento, giusto per approfondire e integrare un nostro esperto del livello, quindi da anni per la pianificazione. Un percorso questo è iniziato nel 2012, quando stavo in comune di Berbertino, e con il sindaco ha colto questa opportunità che ha attribuito alla giunta regionale, nella specifica parola delle persone del vicepresidente Piozzato, che era il deleghe per il territorio per questa materia qua, è proprio una richiesta di attivarsi su questo territorio dell'Alto Polesano proprio per un maggiore approfondimento delle analisi della pianificazione territoriale. Questo dava l'occasione di poter integrare un piano di aree già previsto, quello relativo all'area delle Valli Grandi e Medio Veronese, e di prevedere una variante. Non era una cosa così scontata, è stata opportunamente valutata, c'è stata una grossa azione di interesse e di attenzione da parte dei sindaci. Lui come capofila Berbertino ha raccolto l'adesione di 27 sindaci della zona, che poi sono diventati 34. 27 più 7 sono diventati 34, quindi abbiamo una vasta area, siamo al 54% e basta del territorio di tutto il paese, quindi più della metà. E quindi si è stato attivato, ai sensi della legge regionale del territorio, la legge 11 del 2004, è stata attivata una variante, stiamo cercando l'articolo 25-48, che sono soltanto a fare una variante, è stata attivata questa variante. Alle Valli Grandi, impropriamente chiamata variante altofolese, però pur sempre variante, altrimenti si rimarrebbe sganciata dal punto di vista amministrativo. Ho parlato un po' già di sigle, quindi giusto due per notare dove ci siamo collocati, per vedere specificamente dove siamo collocati. Il PTRC, piano territoriale regionale di coordinamento, è lo strumento principe che esiste nel territorio nell'ambito della pianificazione territoriale. Detta indirizzi, obiettivi, strategie, temi, fino ad arrivare alle specifiche azioni, come si devono prevedere tutte le specifiche azioni che ho detto prima, per poter governare e gestire il territorio a larga scala, a scala ampia. Successivamente poi il sistema della pianificazione prevede i PTCP, un'altra sigla, i piani territoriali di coordinamento provinciali, che declinano le intese della regione e portano nella scala leggermente più di dettaglio, per arrivare poi ai patti, ai patti e i PIL, che sono piani di attuazione territoriale, che sono dei PTRC. Il PTRC vigente è del 1992, molto vecchio, ormai è datato, però ha prodotto dei suoi effetti. Passati determinati periodi di anni si è deciso di poter finalmente nel 2009 istituire un nuovo modo, iniziato nel 2007 con un documento preliminare, e poi nel 2007 è stato fatto il documento preliminare, nel 2009 è stato adottato dalla giunta regionale il PTRC nuovo, viene chiamato nuovo PTRC. E in giunta e in consiglio regionale per la sua approvazione, perché l'organo che deve approvarlo è il consiglio,
successivamente per adeguarlo, passati degli anni, per adeguarlo alle nuove tematiche, come qui stiamo facendo, che ricordo che è stato colpito dal sisma del 2012, vuoi il sisma, vuoi le alluvioni che sono avvenute sulla parte del Vicentino, vuoi altre tematiche che sono state pensate, ci è stato fatto un adeguamento che ha portato una variante. La variante è stata adottata dalla Giunta nel 2013, anch'essa in coda in Consiglio. La variante ha toccato 4 specifiche tematiche, non ha toccato tutto il corpo normativo e tutto il corpo della cartografia ha toccato la tematica della difesa del suolo, come ho detto prima, proprio degli eventi meteorologici e degli eventi sismici. Ha toccato la variante della città, come la città motori del futuro, secondo questo slogan che dà una certa prospettiva di come si deve muovere su questo tipo di attività. La variante della mobilità, sono 3 varianti territoriali, ma invece la più importante, senza offendere le tematiche che ho portato prima, la più importante è quella della valenza paesaggistica. Quindi la 4 tema che è stato toccato. E mi riconduco un po' anche al 2009 e il tema che siamo oggi. Il PTRC vigente del 2009, che chiedo sul 1992, dice che non avendo valenza paesaggistica, diceva che in mancanza della pianificazione paesaggistica, i piani di area, quelli che trattiamo oggi, hanno possono svolgere queste funzioni di attenzione e tutela e salvaguardia del territorio. Nel 2009 è stato ribadito questo concetto importantissimo, nel 2013 si è proprio avviata completamente, già è stata avviata nel 2009, ma poi è stata portata avanti questo tipo di attività di pianificazione paesaggistica, ovvero quello che noi faremo, che facciamo nei piani di area, quando arriverà il piano paesaggistico non è assolutamente archiviato e consegnato in un cassetto, ma verranno prese tutte le tematiche che noi affrontiamo, ovviamente saranno maggiormente approfondite, maggiormente confrontate con quello che si fa nella pianificazione paesaggistica, che è un sistema di copianificazione, purtroppo devo dire un po', fra noi che univa il Ministero delle Beni e Attività Culturali e Turismo, dico purtroppo perché sono 2 prospettive, 2 angolazioni diverse dell'idea di come si fa la pianificazione. C'è un sistema ad ampio raggio programmatorio, che è quello che da sempre la regione ha utilizzato, il mio collega Fotardi, che è un esperto, lo sa bene, e poi c'è un sistema un po' più autorizzativo, un po' più vincolistico, però anch'esso produce degli ottimi risultati di analisi del territorio, di tutela del territorio. E dico che lo dico purtroppo non è assolutamente polemico, perché bisogna far confluire sotto un unico documento, sotto un'unica strategia, questi 2 tipi di pensieri, questi 2 tipi di angolazioni, come si vede nel territorio, proprio per la protezione. Quindi ho detto che quello che faremo in questo piano di area, in questa variante generale, farà una forte lavoro. In tutto questo percorso, vado a chiudere, altrimenti vado lungo, in tutto questo percorso ho detto che si producono delle azioni. Le azioni che devono essere in ordine secondo delle tematiche, devono essere in ordine delle tematiche ambientali, biodiversità, cultura del territorio, mobilità, ci sono 6-7 di PTRC, a sua volta che devono far fede alle strategie, che a sua volta danno proprio gli indirizzi della pianificazione e le politiche regionali del territorio. Le azioni sono oggetto della valutazione ambientale strategica e quindi sono oggetto di una direttiva 152, che prevede una fase, la seconda fase, in cui potrà essere decisamente più preciso e più dettagliato l'architetto Pisani, con il quale si fa uno screening di tutto il lavoro che è fatto, proprio per maggiore tutela, maggiore coerenza, non tanto per il paesaggio, ma questo fondamentalmente. Cioè tutto quello che noi andiamo a decidere, a pensare di decidere, o pensiamo di programmare, deve essere fatto secondo questo tipo di confronto che si vuole così per una direttiva che rimane da una serie di altri studi, e quindi abbiamo anche questa procedura di massa. Quindi il territorio che oggi abbiamo emergito, il lavoro che stiamo facendo è molto delicato, molto importante, proprio per lo sviluppo, per valorizzare da punto di vista pianificatorio tutti i sistemi di eccellenza che sono su questa parte qui, che è importantissima. Ci sono vari sistemi di eccellenza del comparto della giostra, del comparto della viabilità, del turismo fluviale, ci sono tantissime eccellenze. E questo tipo di istanze, in questo processo che porterà poi alla valutazione ambientale, al documento preliminare, che questo ci sono anche dei documenti, il documento preliminare che sarà fatto con l'apporto dei 2 esperti e il rapporto ambientale che sarà fatto dal valutatore. Questi documenti, prima di essere redatti secondo un percorso previsto da legge,
e gli enti locali o i portatori di interesse o qualunque stakeholder. Chiunque abbia bisogno di relazione si fa questo tipo di confronto. Questo è il quinto, se non sbaglio, il quinto di 6 tavoli, vero? Il quinto di 6 tavoli che abbiamo programmato con una certa cadenza settimanale, e faremo un sesto la prossima settimana, il 29, dopodiché faremo una sintesi di chiusura con il quale noi esporremo le nostre sintesi di quello che è stato detto. Quindi questo è il percorso che ci attende e ripeto, su un territorio che assolutamente deve essere valorizzato, altrimenti la Tintornaro avrebbe fatto quello che voleva fare, quindi abbiamo completamente mandato da poter portarci in questo. Io effettivamente se non se si va troppo lungo poi vado a scavalcare. Do la parola alla Silvia Liziero per il suo intervento tecnico perché mi scriverà adesso che